È diretta la terapia intensiva pediatrica, dove a fine giornata i bambini ricoverati saranno 6. Sono le 7:50 di lunedì 9 febbraio, una data storica, quando il primo piccolo paziente varca le porte del nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri di Padova. A 4 mesi dall'inaugurazione, nel cuore del polo ospedaliero cittadino, diventa operativa la struttura costruita sulle ceneri dell'ex stabile della pneumologia abbattuto nel 2019. Sono 61 i bambini trasferiti, l'ultimo nel reparto di nefrologia pediatrica, il più piccolo ha solo 3 mesi, il più grande 17 anni. Tra le ambulanze arrivate, 2 pulmini per spostare i piccoli pazienti, 8 piani, 155 posti letto, 20.000 metri quadrati di superfici, 6 sale operatorie, 157 le imprese che hanno lavorato, 1.570 le maestranze impiegate in quello che è il più grande istituto dedicato alla cura del bambino nel nord-est, costato in totale 107 milioni di euro. È stata una giornata storica. Oggi il nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri del Veneto, e devo dirvi che è un'opera titanica. In questi anni, io lavoro da 40 anni qui in pediatria e per lavoro abbiamo girato tanti ospedali pediatrici. Oggi questo è sicuramente uno dei più belli d'Europa. Ogni stanza ha uno spazio pensato anche per i caregiver in questo ospedale, a partire dalla terapia intensiva neonatale. La grande novità del nostro reparto è sicuramente, oltre alla struttura bellissima, tecnologica eccetera, ma a mio avviso è molto importante il fatto che finalmente riusciamo ad avere una terapia intensiva aperta con la presenza dei genitori che possono essere H24 vicino ai nostri bambini e già da oggi abbiamo iniziato finalmente ad avere la possibilità di ospitare tutti. Ogni anno mediamente vengono ricoverati 10.000 bambini, gli accessi al pronto soccorso sono 25.000, le visite ambulatoriali sono 320.000. Nei 12 mesi dell'anno nascono in media 2.800 bambini, le unità operative che si trovano nel nuovo ospedale pediatrico sono 26. È stata una promessa mantenuta, avevamo detto in ottobre, quando abbiamo inaugurato la pediatria, che avremmo appunto trasferito i pazienti a febbraio, e così è stato, quindi promessa mantenuta. Si scrive una nuova pagina dell'infrastrutturazione sanitaria veneta da un lato e dell'assistenza qualificata e moderna ai nostri bambini, con un occhio di riguardo anche alle loro famiglie e ai loro genitori, ha commentato il presidente del Veneto Alberto Stefani.